vanno sicuramente a vantaggio di tutti. Insomma, ecco, il tema è abbastanza ampio, perché appunto gli abbiamo chiesto di affrontare il tema delle patenti. Sapete che da quasi 15 giorni è entrata in vigore una nuova normativa, e quindi caschiamo veramente a fagiolo su questi come tempi, no? Per avere un aggiornamento su questo tema. Poi gli abbiamo chiesto di affrontare il tema della sicurezza stradale ancorandola alle diverse comunità. Questo dopo che ci veniva direttamente dalle associazioni, no? Cioè, ognuno di noi ha i suoi difetti, i suoi pregi, no? Quindi anche ogni comunità stranieri è più brava in alcune cose, magari è più zoppicante. Allora sapere quali sono le difficoltà aiuta tutti quanti a poter crescere. L'ultimo tema è il tema dell'alcol e guida, dire l'importanza che ha per tutti, ma anche proprio su questo poi sottolineare le implicazioni che i comportamenti contro la norma generano, sono pesanti, e quindi è importante per tutti, qui italiani, stranieri, non c'è differenza, per tutti poi è importante che siamo sempre ben consapevoli degli effetti e delle sanzioni che ne conseguono. Buongiorno a tutti, come avete sentito mi chiamo Giovanni Lisettin, faccio parte del servizio sicurezza stradale e traffico della Polizia Municipale di Venezia, reparto motorizzato in particolare, che è l'ufficio che si occupa dei controlli su strada, ma soprattutto l'ufficio che si occupa del rilevamento degli incidenti stradali nel Comune di Venezia. Oltre a questo faccio parte anche del gruppo organizzativo del progetto Educazione Stradale della Polizia Municipale di Venezia, che è l'attività che al momento mi prende di più, mi interessa di più, ed è l'attività alla quale dedico la maggior parte del mio tempo, nei limiti delle possibilità. Allora, gli argomenti che mi sono stati affidati sono abbastanza corposi. Si parte del discorso delle patenti straniere, come ha detto il dottor Selle, oggetto di una recente modifica, non solo le straniere, ma anche quelle italiane. Una recente modifica che appunto è entrata in vigore il 19 gennaio, quindi meno di 15 giorni fa. E quindi vedremo un attimo quali sono le patenti straniere che seguono in Italia, e vedremo quali possibilità ci sono per gli stranieri che intendono sostituire la loro patente o ottenere quindi la patente italiana. L'altro argomento sono le violazioni commesse dalle varie comunità che appartengono alla consulta. Era molto difficile fare un censimento delle violazioni di ordine generale, tipo diritti di sosta, transito in zone a traffico limitato o superamento di limiti di velocità, perché molto spesso gli stranieri non guidano macchine, autovetture o veicoli che abbiano la targa del loro paese. Molto spesso gli stranieri che vengono da lontano usano auto con targa italiana, quindi è molto difficile risalire al trasmissore e quindi conducente. Allora ho pensato di collegare il discorso delle violazioni all'incidentalità, e sono emersi dei dati che un po' mi aspettavo, però voglio condividerli con voi per farvi toccare con mano effettivamente quali sono i problemi. Ovvio che i problemi più grossi li abbiamo nel caso di violazioni alle quali non conseguono sanzioni amministrative, ma conseguono sanzioni molto più gravi di carattere anche penale. L'ultima parte riguarda la guida, l'alcol e la guida. L'alcol e la guida, lì ci sarebbe da parlare per ore. Purtroppo dovrò limitarmi, visto il poco tempo a disposizione, anzi mi metto un segnale orario, perché purtroppo altrimenti utilizzerei tutta la mattina. Per quanto riguarda l'alcol e la guida faremo un breve excursus sui limiti, cioè qual è il tasso alcolemico massimo consentito, e soprattutto anche in questo caso mi limiterei a parlare delle sanzioni
limitazioni, soprattutto quelle accessorie, nel caso i conducenti incorrano appunto nel reato di guida in stato d'ebbrezza, che è un reato molto grave. Allora io direi di cominciare e partiamo con il discorso delle patenti. Allora, in Italia abbiamo in questo momento tre tipi di patenti. Abbiamo le patenti in possesso dei cittadini comunitari o dei cittadini appartenenti allo spazio economico europeo, sono i cittadini dell'Europa Unita e in più Norvegia, Liechtenstein e un altro Stato ancora che fa parte appunto dell'accordo SEE. I cittadini comunitari qui in Italia possono circolare con la loro patente senza alcuna limitazione. Senza alcuna limitazione finché non conseguono o non ottengono o non richiedono la residenza. Quindi sia che sia la patente formato card, quella in plastica, sia che sia la patente di carta, in formato quello vecchio, non c'è nessuna limitazione, non serve alcuna traduzione, non serve niente perché appunto la patente comunitaria è riconosciuta dallo Stato italiano. Un discorso diverso è invece per i cittadini extracomunitari. I cittadini extracomunitari possono anche loro circolare in Italia con la loro patente senza alcuna limitazione se a loro non interessa conseguire la residenza in Italia. Ovvio che però bisogna che abbiano al seguito una traduzione della patente, in modo che gli agenti preposti al controllo del traffico possano capire di cosa si tratta e possano leggere i dati. Se invece i cittadini extracomunitari in possesso della patente extracomunitaria intendono conseguire la residenza in Italia, hanno due possibilità. Se fanno parte degli stati che hanno fatto un accordo con l'Italia, possono chiedere meglio entro l'anno la conversione della patente in modo da ottenere la patente italiana, altrimenti se fanno parte degli stati che non hanno accordi con lo Stato italiano devono chiedere l'autorizzazione di fare gli esami, devono conseguire una nuova patente, perché la loro patente una volta conseguita la residenza perde validità e quindi devono sostituirla con quella italiana. Ovvio che il problema più grosso è non fare la conversione ma appunto chiedere una nuova patente e fare gli esami. Sapete che gli esami funzionano con un esame di teoria, con dei quiz e un esame di pratica. Quindi, riepilogando, in Italia ci sono tre tipi di patenti che circolano: le patenti comunitarie, le patenti extracomunitarie convertibili e le patenti extracomunitarie non convertibili. Allora, le comunitarie, o meglio appunto quelle che appartengono ai paesi che fanno parte dell'accordo SEE, sono equiparate alle patenti italiane. Tra l'altro dal 19 gennaio è entrata in vigore una modifica appunto del codice elettorale che ho accennato prima, che ha introdotto un nuovo tipo di patente comunitaria. Quindi la patente comunitaria, il nuovo modello di patente comunitaria italiano si differenzierà di pochissimo rispetto alle patenti degli altri stati appartenenti appunto alla SEE. Tra l'altro la patente comunitaria perderà la residenza, la patente italiana perderà il rinnovo, cioè la patente avrà una scadenza ma però non ci saranno più tagliandini attaccati, ogni volta verrà rilasciata una nuova patente. Allora, questi sono gli stati appartenenti alla Unione Europea, li conoscete benissimo, a questi dobbiamo aggiungere gli altri tre stati che fanno parte appunto della SEE, come vedo prima Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Queste sono patenti i cui possessori possono circolare liberamente in Italia finché, ripeto, non conseguono la residenza. Il problema della residenza è stato introdotto da una modifica introdotta recentemente appunto con il discorso della patente comunitaria. Fino a poco tempo fa il cittadino comunitario non aveva limiti di tempo, non aveva nessun obbligo, in definitiva poteva circolare con la sua patente per sempre. Adesso è stato introdotto il limite di 2 anni per i cittadini comunitari che ottengono che hanno la patente cittadini comunitari che ottengono la residenza in Italia e che hanno una patente che non ha scadenza di validità. Ci sono le patenti tedesche che fino a poco tempo fa, soprattutto quelle in formato cartaceo, non avevano scadenza, quindi a loro
cittadini tedeschi bastava conseguire la patente e loro potevano guidare con la loro patente per sempre senza sottoporsi a visite, esami e altre cose. Allora, per equiparare le patenti tedesche a quelle anche italiane è stato introdotto il discorso della scadenza, cioè quindi tutte le patenti, anche quelle comunitarie, anche quelle dei paesi che prima non ce l'avevano, devono avere la scadenza. Se non ce l'hanno, i cittadini di questi paesi, se vogliono conservare la loro patente, non hanno questa possibilità, devono fare la richiesta di avere la patente italiana. Un'altra possibilità per i cittadini stranieri per mantenere la propria patente è quella di farla riconoscere. Farla riconoscere cosa vuol dire? Vuol dire portare la documentazione, determinata documentazione alla motorizzazione, la motorizzazione rilascia un tagliandino, che non so se sarà così, visto che i tagliandini dovrebbero essere più previsti, ma vedremo cosa faranno, un tagliandino dove c'è scritto il nuovo numero di patente, dove c'è scritta la residenza del titolare della patente e dove c'è scritta la data di scadenza. Quella data di scadenza farà fede per i successivi nuovi. I cittadini comunitari, se vogliono, ma non è un obbligo, è una possibilità, possono fare richiesta di conversione della patente di guida e ottenere la patente italiana. Anche in questo caso non devono sottoporsi a esami, ma devono solo fare una richiesta. Il riconoscimento, vi ho già spiegato che cos'è, appunto, qual è il vantaggio del riconoscimento? Il vantaggio del riconoscimento è quello che in caso io perda o mi venga rubata la patente, posso fare richiesta all'autorità italiana di avere una nuova patente, un duplicato. E quindi, ovviamente mi verrà lasciata una patente italiana, però non ho più l'obbligo di tornare nel mio paese per farmi fare la patente. Questo è un esempio di una patente comunitaria con il tagliandino attaccato di riconoscimento e quel rettangolino in alto rosa. Questi sono i documenti necessari per ottenere il riconoscimento della patente. Vedete che è abbastanza semplice, a parte i due versamenti in conto corrente c'è solo da presentare un'autocertificazione e compilare un modello, e poi si ha la patente italiana. Diverso il discorso degli extracomunitari. Gli extracomunitari, abbiamo detto, possono circolare in Italia finché non conseguono la residenza o non ottengono la residenza. Dopodiché devono fare la richiesta di conversione oppure di esami per avere la patente nuova. Per convertire la patente, se fanno parte dei paesi che hanno un accordo con lo Stato italiano, l'importante è che la patente che loro hanno del loro paese sia in corso di validità, che poi sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia, che il conducente abbia iscritti ai requisiti morali e psicofisici, che esista reciprocità tra il paese nel quale è stata rilasciata la patente e l'Italia, e che venga presentata la domanda entro un anno. Entro un anno perché? Perché nel frattempo può continuare a circolare. È ovvio che se passa l'anno non puoi chiedere poi il duplicato, cioè la conversione della patente, però nel momento in cui è scaduto l'anno non deve più guidare, non può più guidare con quella patente. Quali sono gli stati che a noi interessano, le cui patenti possono essere convertite in Italia? Abbiamo la Repubblica Moldova, il Marocco, che fanno parte della consulta, e poi molti altri stati, anche europei, tipo la Svizzera, fanno parte della comunità europea, però le loro patenti possono essere convertite. Ci sono altri stati che non rientrano negli accordi di prima, le cui patenti possono essere convertite solo se intestate dal personale diplomatico o ai loro familiari. Per ottenere la conversione è un po' più complicato. Oltre ai bollettini in conto corrente, la domanda, eccetera, bisogna esibire il permesso di soggiorno in corso di validità e soprattutto bisogna produrre una traduzione che il conducente extracomunitario dovrebbe già avere per poter circolare in Italia, una traduzione non autoredatta, ma una traduzione redatta da un traduttore specifico che deve essere poi convalidata, che deve essere asseverata, oppure deve essere tradotta dal consolato, ma deve in ogni caso essere validata dalla prefettura. È una cosa molto importante questa, la traduzione, non basta un pezzo di carta dove uno riscrive i propri dati. Comunque poi sulle slide che io vi lascio c'è scritto tutto specificatamente. Un'alternativa alla traduzione di guida che è possibile utilizzare
per poter circolare in Italia è la cosiddetta patente internazionale o permesso internazionale di guida. È un cartoncino dove vengono riportati i dati del titolare e all'interno ci sono delle pagine redatte nelle lingue più utilizzate, nelle lingue più comuni, dove appunto per le quali si risale al tipo di patenti e ai veicoli con i quali è possibile condurre. Deve essere chiaro che la patente internazionale non è un documento a sé stante, ma è un documento che accompagna la propria patente nazionale. Quindi patente internazionale assieme alla patente nazionale. Ok? E la patente internazionale o permesso internazionale di guida ha validità diversa, può essere valida da 1 a 3 anni a seconda del tipo di accordi che hanno sottoscritto lo Stato che ha rilasciato la patente con l'Italia. Nella patente internazionale inoltre sono indicate eventuali prescrizioni e adattamenti alla guida. Violazioni, purtroppo, questa è la nota volente, però è giusto citarla. Vabbè, per i cittadini comunitari le violazioni sono di ordine amministrativo, nel senso si paga una sanzione, il documento viene ritirato, viene trasmesso alla prefettura e la prefettura poi lo rende allo Stato che l'ha rilasciato. Le violazioni fanno riferimento a residenti da più di 2 anni in Italia con patente scaduta di validità, senza aver richiesto la conversione. Sono 155 euro il ritiro del documento. L'altra violazione è residente, quella sopra era residente da più di 2 anni con patente priva di validità, nel senso che non è stata convertita. Quello sotto invece è residente o non residente con patente scaduta di validità. La sanzione è uguale, il ritiro del documento è uguale. Una cosa diversa invece per i cittadini con le patenti rilasciate da stati non UE e non SEE. La patente straniera senza traduzione o permesso internazionale comporta una sanzione di 400 euro. I residenti in Italia da meno di 1 anno o non residente con patente scaduta di validità, la sanzione di 155 euro per il ritiro del documento. Così come residenti in Italia da più di 1 anno con patente valida senza aver effettuato la conversione, sempre 155 euro. Il problema più grosso è per l'ultimo caso. Residenti in Italia da più di 1 anno con patente straniera scaduta di validità. Informativa all'autorità giudiziaria e fermo del veicolo. Cosa vuol dire? Questo è un reato equiparato alla guida senza patente. Se la patente extracomunitaria è scaduta di validità, lo Stato italiano presuppone che lui non abbia più la patente. Quindi, mi raccomando, segnalazione all'autorità giudiziaria, fermo del veicolo per 30 giorni, se è un motociclo o un ciclomotore, sequestro per la confisca. Un'altra cosa importante che è una cosa assodata da tempo e quindi non è stata modificata, è il fatto che se un cittadino extracomunitario o comunitario guida una macchina con targa, un veicolo con targa straniera, indipendentemente dal tipo di veicolo, e commette una violazione, all'atto della contestazione il cittadino deve pagare la sanzione. Questo esiste da tantissimo tempo. Deve pagare immediatamente all'agente la somma prevista per la violazione, l'importo minimo, però e riceve dall'agente il verbale kwitanziato per aver ricevuto i soldi. E nel caso il cittadino non si avvalga della possibilità di pagare, ha 2 possibilità: o lascia i soldi come cauzione, oppure se non ha nessun'altra possibilità li lascia la macchina, nel senso che il veicolo viene fermato e ricoverato in una depositeria fino al pagamento della sanzione. Questo solo per i veicoli con targa straniera. Non c'entra la patente, ma c'entra il veicolo. Targa straniera o doppia E, vuol dire escursionisti esteri, sono i documenti immatricolati con targa provvisoria appartenenti a cittadini italiani e stranieri che magari hanno interessi all'estero. Questo quanto riguarda le patenti. Adesso vediamo un attimo il discorso delle violazioni e dell'incidentalità. Come documenti sono tanti, magari dopo ne arrivano un tema di riferimento, qualche questione, qualche caso specifico
come è successo. No, se c'è qualcuno, abbiamo che lo sentiamo un po'. Prego. Siamo anche... No, casi specifici ce ne sono parecchi anche. Io sto diventato pazzo per far convertire la patente in memoria. La mia ha un patente originale, ma provvisorio, dura 2 anni. Non può ottenere quello permanente. La mia domanda è questa: quel patente provvisorio durata 2 anni, prima era 1 anno, perché il governo marocchino ha cambiato la norma. Però col provvisorio durava 1 anno, adesso col provvisorio durava 2 anni. Quindi fare la memoria, ha fatto la residenza, adesso qua sta per arrivare all'anno della residenza, non ha ancora quel patente permanente. Quel patente provvisorio durato 2 anni può essere convertito o può attendere il permanente? Questo è un problema che dovrebbe essere una presentazione, nel senso che bisogna vedere che accordi ci sono tra il Marocco, penso giusto, il Marocco e l'Italia in tema di patenti provvisorie, perché qui in Italia non esiste la patente provvisoria. Non so, però bisogna vedere che accordi ci sono tra l'Italia appunto e il Marocco. Una patente definitiva può essere convertita senza nessuna limitazione. Le patenti provvisorie probabilmente, io non sono cosciente della normativa che vige in Marocco, ma la patente provvisoria viene rilasciata provvisoriamente perché? Quali sono i motivi che limitano? Certo, probabilmente fa riferimento alle norme. In Italia c'è una cosa simile e si chiamano le patenti limitate appunto per i neopatentati. Allora, non c'è scritto sulla patente perché è una patente uguale alle altre, però le persone è uguale. Ecco, loro magari fanno riferimento a quello. Comunque in Italia appunto c'è questo discorso della patente limitata per i neopatentati, i quali non possono condurre veicoli oltre una certa potenza e in autostrada ad esempio non devono superare il limite di 90 km/h. Però da noi le patenti dei neopatentati e le patenti di quelli patentati da più tempo non hanno alcuna differenza e quindi nessuno si fa. Probabilmente loro, prima di convertire la patente, siccome non c'è questa differenza tra le patenti italiane e le patenti marocchine appunto della validità, dovrebbero consegnare a sua moglie la patente con validità 10 anni sulla patente B. Loro dicono: però come posso io decidere di dare una patente con validità 10 anni se ha la patente valida solo per 2 o per 1? Quindi loro vorranno attendere che venga definito l'iter burocratico di questa patente, che diventi definitiva, penso, non lo so. Però, ripeto, sono accordi che vengono presi tra i vari paesi e riguardano casi specifici. Il discorso delle patenti limitate per i neopatentati. Però su questo non posso entrare. Alla motorizzazione, sì, c'è l'ufficio via mestre, sapete. La motorizzazione è l'unico ufficio competente, tra l'altro non telefonare ma andare di persona, perché telefonare è molto difficile riuscire a parlare con qualcuno. C'è uno sportello qua sulla strada della motorizzazione, che è una laterale della via Terraglio, e lì molto probabilmente otterrete le risposte che cercate. Però ripeto, sono casi specifici. Patenti internazionali ucraina. Dura 3 anni in Italia prima di rifare in Italia la nuova patente. Le patenti internazionali, la validità della patente internazionale varia a seconda degli accordi. Se hanno sottoscritto gli accordi di Vienna ha una validità, se hanno sottoscritto degli altri accordi ha una validità diversa, ma decide sempre la motorizzazione sulla base degli accordi, o la motorizzazione o lo Stato che l'ha rilasciato, perché si sa, l'avete fatta in Ucraina la patente internazionale. Loro che cosa hanno messo sopra? No, io sono italiano, ma volevo sapere. Pensavo che l'avessi vista, no, sono loro che li lasciano. Normalmente
è lo Stato che ha rilasciato la patente originaria che rilascia la patente internazionale o permesso internazionale di guida. Io ho visto che c'è la possibilità di chiedere anche qui in Italia, però l'ho visto sul sito, però non è molto chiaro questo discorso. Quindi è lo Stato che ha rilasciato la patente che rilascia la patente internazionale o il permesso internazionale di guida, e già loro mettono la scadenza, perché le patenti che arrivano qua in Italia hanno data di rilascio e data di scadenza. E devono rifare la patente italiana alla fine dei 3 anni, mi dicevano. La patente, fare la conversione di patente è solo se lo Stato ha accordi di reciprocità all'Ucraina. Non mi pare che ci siano accordi con... quindi devono fare gli esami gli ucraini. Mentre i moldavi hanno... Moldavi invece rientrano tra le patenti convertibili come la marocchina, e mi pare che siano le uniche 2 che appartengono qua alla consulta. Dopo cosa c'era? C'è la Bangladesh che non rientra negli accordi, c'è la Cina che non rientra, e quindi neanche il Senegal, e mi pare neanche la Nigeria non rientra. Quindi le uniche 2 sono la Repubblica Moldavia e Moldova e il Marocco. Perfetto. Prego. Buongiorno, sono Masaya Gane, rappresentante della comunità senegalese. Volevo fare una domanda, diciamo, un approfondimento, nel senso, sulla normativa che è entrata in vigore il 19 di gennaio scorso, che voglio sapere, fa riferimento a le categorie, un po' più profondo, se è possibile avere una... Allora, io farei l'approfondimento, porterebbe purtroppo via un sacco di tempo, perché le modifiche introdotte dall'introduzione dal 19 gennaio, che è una legge che ha recepito in definitiva la norma comunitaria, e lì introduce nuovi classi di patenti. Ad esempio, non so se ho tempo, però introduce nuove classi di patenti. Se lo possiamo prendere non c'è problema, io sono qua fino a luna. Allora, ad esempio, tra le nuove classi viene cancellato completamente il CIG, il certificato di idoneità alla guida per ciclomotore, quello per guidare i motorini, giusto? Quello viene cancellato e viene sostituito da una patente vera e propria, la patente di categoria AM. Questa è la cosa più importante. Abbiamo detto che cambia il modello di patente, come abbiamo detto, perde i nomi con gli adesivi, che sono quelli che si cancellano nel giro di 2 o 3 giorni o che si staccano quasi subito, e perde anche le modifiche, il cambio di il tagliandino sempre di carta che viene attaccato sulla patente e che indica che c'è stato un cambio di residenza. Non c'è più riportata la residenza come nella maggior parte delle patenti europee. Poi cambia il tipo di patente, non c'è più la bandiera italiana, ma lo Stato viene indicato esclusivamente dalla sigla in mezzo alla bandiera della comunità europea. Poi ci sono altre modifiche che fanno parte delle modifiche legate all'età di conseguimento della patente. Ad esempio, oltre alla patente AM, che è quella per motorino, c'è la patente A1, la patente A2 e la patente A. Poi c'è la patente B, poi c'è la patente B1, perché la patente B1 serve per guidare autovetture che trainano un carrello appendice che non esiste più come carrello appendice, ma che diventa rimorchio, ma rimorchio leggero fino a un certo peso. Poi c'è la patente B, poi c'è la patente BE, che serve per trasportare per un'autovettura quando traina dei rimorchi più pesanti. Poi c'è la patente C1, che è una patente C con possibilità limitata di guida di veicoli pesanti. Poi c'è la patente C, c'è la patente D1, anche questa limitata, poi c'è la patente D, poi c'è la patente CE, la patente DE. Ce ne sono 15 categorie, mi pare, per uniformarsi alla comunità europea. Il problema è che, ripeto, come ho detto prima, cambiano le età di conseguimento. Una patente D, non mi ricordo se la patente D o la patente DE, per conseguire quella patente ci vogliono 24 anni di età, quindi non più 18 come prima, e poi chiedere il certificato di abilitazione professionale, eccetera. Il certificato di abilitazione, il CAP, non so se avete mai sentito parlare del CAP, che è il documento che mi abilita a condurre veicoli che trasportano persone oltre 15 passeggeri e
professionale, perché serve a quelli che guidano gli autobus turistici, adesso non esiste più, ma è stato sostituito dalla carta di qualificazione del conducente. C'è tutto un meccanismo che è entrato in vigore da parecchio tempo questo. C'è tutto un meccanismo e se volete in un proseguo possiamo fare qualcosa sul discorso delle patenti, delle modifiche delle patenti. E a pagamento comunque dalla patente AM alla patente Ma non penso sia a pagamento, nel senso ci sarà da fare un bollettino postale dei soliti 9 euro, 4 euro, però al momento ci saranno in circolazione patenti AM, quelle rilasciate nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, e ci saranno anche i patentini, i C che circoleranno assieme, perché anche i patentini avevano una data di scadenza, verranno sostituiti dalla patente AM in fase di rinnovo dopo la scadenza. Quindi chi ha il patentino si tiene quello fino a che non scade. Quando scade dovrà avere la patente AM, ma gliela dà direttamente la motorizzazione. Ok? Prego. Sì, volevo chiedere il microfono. Grazie tanto. Sono Bangladesh Association Pai, rappresento qui. Sono Takusuman. Come ho sentito delle patenti per Bangladesh, volevo sapere se hanno fare una modifica o qualcosa, perché siamo perso tanto tempo tramite ambasciatore, perché ha avuto delle false identità e con questo scandalo già passato tanto tempo. Questa volta siamo stati poche persone inquilenti in Italia, adesso siamo cresciuti tanto, hanno tutti patente internazionale dal nostro paese, dalla nostra motorizzazione, però loro hanno problemi qui che linguistico, che in Italia imparano e memorizzano un po' difficoltà, perché non siamo simili alle lingue che troviamo in Europa un po'. Anche qui noi sappiamo bene della legge della guida inglese, quindi se vediamo dell'inglese essa guida una parte destra una parte sinistra, quindi ha differenza anche qui. Per quello se il sistema adesso c'è quello di online per fare esami, stiamo partendo di un'altra cosa di online e tante linguistiche, chi fa anche per fare quello di inglese o dell'arabo o di comunque lingue può fare questo esame. Io sono visto in Olanda, loro hanno bravissimo tecnico, anche Germania. Siamo dentro l'Europa, sì, questo è diciamo un cerchio che adesso c'è 40 paesi che hanno aperto frontiere. Comunque io sono un cittadino immigrato in Italia, ho permesso di soggiorno, carta soggiorno, può andare comunque il paese con la mia macchina, non c'è problema. Però la difficoltà qui che noi qui che imparare dell'italiano e perdere altro tempo, non sappiamo del quanto tempo perde, tante persone che abilità di guidare, loro non sanno guidare, hanno anche trovare lavoro in questo paese, tutti quanti chiedono hai patente, se non hai patente non hai diritti per avere un lavoro, quindi sì, prossimo avere una facilità, si spieghi un attimo questo. Sì, ho capito quello che mi ha chiesto, però purtroppo va oltre le mie possibilità, nel senso che non ho la più pallida idea se si possa arrivare a un accordo di reciprocità tra lo Stato italiano e lo Stato del Bangladesh in tema di patenti, non ho sinceramente la più pallida idea. Ovvio che mi rendo conto che avete difficoltà perché anche i caratteri in cui scrivete non sono gli stessi che utilizziamo noi. E quello che posso dirle è che l'Italia